Uè papà, si è dedicato all'allenamento. Ehi Lex, hai già visto che sei uscito dopo giornale? Lo sai che ti considerano un nuovo Mussolini in coppa sto giornale? Hai letto papà? A me quello che dici nei giornali sinceramente non me ne fotto proprio, papà. I tengono a strada. Io sono cangabile Lex, ma non sono ancora morto. Quelli che non ci visto da sti giorni. E come hai fatto quindi? Fatte che cosa? Come hai fatto a rompere la vitaminata voto? Si può parlare di Lex a papà da sti giorni. Sei stato tu. Sinceramente non so quello che stai parlando. Allora che può dicere che questi relitti che hai fatto, che sono successi così, nessuno sa niente, come se io un galera sono morto chi là. Spiegami com'è la situazione. Voglio capire perché sei stato tu, io già lo so. Tu sei stato a cirere quelli tre e mi hanno andato a cirere quelli tre perché stai in galera. Tu stai scivolando Lex. Ha già finanziato molte spedizioni da sti giorni Lex, non è che dà la spiegazione a te. E com'è? Come hai fatto? Tu stai chiuso a Cardina, a chi è ingaggiato stavolta? Tu mi hai spiegato? Perché già sapevi. È impossibile che pure un galera non mi fai sta gueta. Tu dici a te mi scordi Lex, e che non mi viene a dire roba del genere. Non tengo tempo per scimità Lex, sto per subire un processo che accusa l'omicidio. E non ti preoccupare che gli esca HDD responsabile HDD c'ha già fumazza tanto. Come hai fatto con Chloe? Chloe Sullivan. Era una brava voglio, non meritavi morire in quel modo così. Ma sì. È per questo che mi hai velenato con drink. Ma perché l'hai pigliata la gente, Lex? Sono passati 10 minuti prima di venire in soccorso. 10 minuti, papà, 10 minuti. Dicettene che la cosa fosse uccisa per un uomo normale, ma evidentemente no. No, tu non ci sei. Tu sei mio figlio. Hai capito? Caddi m'aiuto. Lo sai, non può fare a chi non può accidere. Lex, faccia parlare. È una cosa importante. Clark, tengo sempre tempo per te. Dici che buono. Ma non si va ieri sera? È già da fare un giro. Ci sono una guaglione. Ha già visitato Pozzolo. Ma ha già divertito, Clark, a già essere sincero. Eppure tu ti hai visto divertire un poco ogni tanto. Ma tu non ci pensi? Cassa 9 e mezzo. E che è successo, Clark? Qualcuno ti volesse incastrare. A me? Lex, non si va ieri sera, dici la verità. A me non può dire. Ha già trovato, ma Tu per esempio l'ospedale c'è Steve. Vedi che cacchio ti faccio vedere. Guarda. Tu da parte non ci sei chiuso. come hai fatto a queste fotografie?
Chloe ha avuto un coppo computer, se mi sa a controllare i sistemi di sorveglianza e ti ha visto, mi ha detto tu esci, va. È in stanza d'ospedale proprio quando moriva una persona. E tu come hai fatto? Poi che si è visto chi è morto in quella stanza, poi. Tu non sai. Che stai dicendo, Clark? Chi è morto, Clark? Stai facendo via paura? È morto il professore Vesuviano, l'ex. No, non ci credo, che stai dicendo, Clark? È impossibile, chi la ieri stava qua? L'ex, non ne capite niente. Clark, che hai già capito, tu sei venuto qua, mi stai dicendo tutto questi cose, mi stai impaurendo. Che hai già fatto? Dici, Clark, dici la verità, che sta succedendo? Mi hai spiegato, io hai già capito. L'ex, mi dispiace. Ti ringrazio, Clark. Clark, ti dà già ringraziamo. Ti dà già ringraziamo ancora una volta. Pure stavolta tu mi hai salvato la vita. Senza te non... già fosse morto, Clark. Era meglio quando portava all'obitorio. E me aveva regalato l'occhio mio, Clark. Mi aveva capito quello che era successo. Chi è che è stato? Non me la posso scampare così. Io già lo so, Clark. Che sapete ma una volta se mi sa mia se... Ma io non credo che riesci a comandare a indagare così. E invece sì, Clark. Dimmi, perché a te ti ha detto qualcosa? Ti ha fatto con minacce? Quando ha seguito a trovare che ti ha detto, ne? Chi addirittura già stanno mettendo in libertà, Clark. Io oggi sono dovuto a mi sa una e mezza. E poche giorni sta fuori.